Ciao a tutti! Oggi prepariamo un dolce tradizionale palermitano, il gelo di Anguria. Gli ingredienti sono amido di mais, zucchero, fiori di gelsomino freschi oppure anche secchi e per guarnire cioccolato fondente e pistacchi. Vi serviranno anche un passaverdure e una bilancia. Tagliare a pezzi l'anguria. Eliminare la buccia. Passare l'anguria al passaverdure in modo da ottenerne il succo eliminando i semi. Una volta passata l'anguria recuperate la polpa e aggiungetela al succo. Pesate il succo di anguria, le dosi le trovate sul sito e mettetelo in una pentola. Miscelare insieme la fecola e lo zucchero, in questo modo si scioglieranno rapidamente. Versare il tutto nel succo di anguria e mescolare fino a scioglimento. Aggiungere il gelsomino. Cuocere a fuoco basso, sempre mescolando, finché il liquido non inizia ad addensarsi e a formare sulla superficie piccole increspature. Quando il gelo si sarà addensato, spegnere il fuoco. Eliminare i fiori di gelsomino, anche se ricordate che sono comunque eduli e quindi si possono mangiare. Versare il gelo di anguria nei bicchierini e lasciarlo raffreddare completamente in frigorifero per tutta la notte. Adesso decoriamo il dolce. Tritiamo i pistacchi e il cioccolato fondente. Un po' di granella di pistacchio, se fosse di Bronte sarebbe perfetto. Un po' di cioccolato fondente, senza esagerare, e il nostro gelo di melone è pronto. Buon appetito!